torrente è molto ampio e l'acqua scorre tranquillamente perché non è stato invaso l'alveo del fiume del torrente regionale. Però i detriti sono sempre molto alti rispetto alla altezza dei ponti, dell'autostrada, delle ferrovie e dei due acquedotti dell'Alcantara e del fiume Freddo. Questi erano tutti giardini di agrumi, limoni, arance. Ormai non sono più coltivati e quindi l'acqua trascina a valle tutti i detriti e tutti i terreni che con i terrazzamenti bloccavano il deflusso, o meglio rallentavano il deflusso dell'acqua. Qui gli argini sono stati superati dai detriti, dal torrente si vede proprio l'argine ormai quasi sepolto dai detriti, l'argine di dighe. Queste piccole dighe costruite nel letto del torrente che hanno lo scopo di rallentare l'acqua. Siamo allo svincolo di Roccolomera. L'agitazione è fortissima. Questo torrente, il torrente di Roccolomera, l'argine è praticamente arrivato al livello della strada che costeggia il fiume e il livello dei detriti è arrivato all'argine. Ecco, qui siamo proprio allo svincolo, alla fine di Roccolomera. I piloni dell'acquedotto del fiume Freddo sono a 3 metri e il viadotto è 3 metri sopra i detriti. Tutto questo quartiere è sotto il livello del fiume, se l'acqua dovesse superare l'argine andrebbe sott'acqua. Siamo arrivati quasi alla stazione della benzina, rifornimento di benzina di Baracca, ora si chiama Santa Teresa Riva. Sopra di noi c'è Savoco, l'antica capitale della Sicilia orientale. Poi si vedono i terrazzamenti che avevano quella funzione di ritardare, di rallentare il deflusso dell'acqua. Questi sono i giardini più rigogliosi di limoni, del limone perdonato di tutta la Sicilia.
Adesso passeremo nel greto del torrente sul fiume Agro, il più grande fra tutti quelli che abbiamo attraversato. Ed è in piena, il fiume è in piena, è quello più abbondante di acqua fra tutti quelli che abbiamo visto finora fra Messina e Taormina. Siamo nella galleria di Sant'Alessio Forzato Agro e tra poco spunteremo nella baia di Taormina e il primo paese che incontreremo sarà Letojanni, un paese interessato anche questo dalla frana dell'ottobre 2009. Letojanni è un paese stretto fra le colline, ha proprio una striscia di terra e poi la spiaggia su cui si snoda l'urbanistica del paese lungo la strada nazionale e lungo il lungomare dove sono insediati da molti anni alberghi e stabilimenti balneari. Letojanni è scavalcata dall'autostrada con due fotosessenti viadotti in acciaio. Sotto cui passano i torrenti. Le colline sono particolarmente ripide e vengono utilizzate per insediamenti turistici anche residenziali e in alcuni casi hanno aumentato i danni provocati dall'alluvione perché proprio queste costruzioni arroccate sulle colline erano ancora a cantiere aperto durante l'alluvione. Quindi i detriti del cantiere sono finiti nei paesi. Siamo in vista della baia di Taormina, siamo proprio vicinissimi.
questo era l'albergo Antares. Stiamo uscendo dallo svincolo di Taormina.